Per Tempio dovevano essere quelli giorni di festa. In città era in corso un raduno di pace e cultura di popoli di tutti i continenti. In quella terribile giornata di fine luglio dell'83, Tempio divenne irraggiungibile. Le strade erano interrotte e la cappa di fumo e fiamme che tutto intorno si levava era presagio di dolore venturo. Tonino Cau e il coro di Gnoneli, diretti a Tempio per unirsi al raduno di pace, furono fermati a 20 chilometri dalla città. Dovevano proporre un loro canto dedicato alla forza devastatrice del fuoco, in cui parole antiche raccontavano l'impotenza e la rabbia, che sono come la naturale reazione di tragedie scatenate dall'uomo, o di cui l'uomo può dirsi comunque responsabile. Il coro di Gnoneli, quel giorno, non arrivò mai in città. A quell'ora Tempio piangeva già i suoi primi morti. Al canto con le parole antiche sul fuoco, Tonino Cau quella notte a Gnoneli aggiunse 2 nuove strofe per i morti di Curragia. Una durissima emettiva contro la perversa follia dei piromani, che sarebbe bene finissero in cella a frazzigare, con il rimorso incancellabile per i crimini di cui si sono macchiati. Crimini che la memoria degli offesi non farà mai cadere in prescrizione. Los afanados a fuego son montes de ira mía, a cravone, a luto e via, a reduido sulo. Padre dei cieli, che abiti nell'anima di chi ti ha dato asilo e che hai dato all'uomo più di quanto l'uomo potesse chiedere. Vigila sulle nostre fragilità, sostieni i nostri passi incerti, rischiara i nostri giorni bui e dai forza alle nostre parole, perché non siano solo parole. Amen. Brano di Tonino Cau che canta il dramma degli incendi. L'invettiva finale, scritta sulla spinta emotiva dei morti di Tempio, chiede pene certe e durature per gli incendiari. Sono rientrati ieri dal Canada e sono qua per onorare il 28 luglio il coro di Gnoneli. Babbo nostro, Padre nostro, la preghiera che Gesù aveva insegnato ai suoi apostoli per rivolgersi al Padre. Oggi lo hanno fatto per noi, la voce di Giusy Deiana con la chitarra di Giovanni Puggioni.
ad onore anche di tutti questi artisti, da Caterina a tutti gli altri che vi sono stati presentati, tutti sono venuti gratuitamente. Tutti gratuitamente hanno prestato la loro arte, il loro volto, hanno impiegato del tempo per prepararsi, tutti gratuitamente, e questo al giorno d'oggi non è cosa facile da trovare. Quindi grazie ancora ragazzi, grazie, perché a mio parere ci avete dato delle grosse emozioni, delle grandi emozioni, soprattutto abbiamo onorato la memoria dei morti, non soltanto di Curradia, come è stato detto nelle letture, ma dagli ultimi di qualche giorno fa, dagli ultimi 2 di qualche giorno fa, i morti per fuoco in Europa e nel mondo. Quindi davvero avete fatto una cosa grande. Grazie davvero di cuore.